Sembra ancora lontana la realizzazione della linea del tram a Palermo, nonostante ormai si lavori da anni, nonostante la città sia diventata un cantiere tra scavi, percorsi alternativi, rotatorie, ma soprattutto disagi alla circolazione. Dei tram e delle stazioni si vede poco o niente. In città si continua a lavorare sull'asfalto, nel deposito Roccella, dove sono già arrivate tutte e 17 le vetture, dovrebbero mancare pochi giorni all'inizio delle prove sul circuito interno. Il tram opera da 230 milioni di euro e all'orizzonte. L'unica incognita al momento è rappresentata dal personale. Sì, perché l'AMAT infatti non dispone di dipendenti con la patente per guidarli. Si dovrà dunque fare ricorso a dei corsi di formazione, ma soprattutto si dovrà individuare un gestore del servizio. Non si sa ancora infatti chi si occuperà della gestione del servizio tranviario in città. Il presidente dell'AMAT, Mario Bellavista, dal canto suo ha spesso invitato il comune ad affidarlo al più presto. Quella del tram dunque sarà una delle prime incombenze del nuovo sindaco eletto. Nei prossimi giorni intanto dovrebbero già iniziare i test delle vetture sull'anello al chiuso all'interno del deposito Roccella, una messa a punto per raggiungere il chilometraggio minimo richiesto, cioè 2000 km, per ottenere il nulla osta dall'Ustif di Bari, organo del Ministero dei Trasporti. Saranno 3 le linee del tram previste in città. La linea 1 Roccella Stazione Centrale, che dovrebbe essere operativa a maggio 2013, stesso tempo previsto per la linea 2 via Castellana Notar Bartolo. Infine la linea 3, che sarà divisa in 2 tratte ed entrambe confluiranno sulla linea 2. Sulla prima, che parte dal CEP, i lavori già sono iniziati e si punta alla conclusione per giugno. La seconda, che attraverserà Viale Regione Siciliana da Piazza Einstein a Corso Calatafimi, sarà completata per l'estate 2013.